Poli, una delle colonne difensive negli ultimi minuti, quello che forse ha impedito al Forte dei Marmi di trovare il gol vincente e anche costruito un paio di occasioni pericolosissime. Insomma, 4-4 all'esordio può essere anche soddisfacente. No, diciamo abbiamo fatto una bella partita sia a livello difensivo, un po' meno in attacco, vedendo l'occasione creata, anche l'ultima che ha fatto una grande parata il portiere del Forte, poteva darci questa vittoria che secondo me ci porta a avere una convinzione in più di non essere più nell'ottica di navigare per la salvezza, ma anche diciamo, a lottare per qualcosina di più, per una media classifica oppure non per giocarsi la salvezza, vedendo come ora questo inizio. Senza ombra di dubbio, insomma, un esordio con pareggio e oltretutto un pareggio che poteva accadere da una parte e dall'altra, insomma, in qualsiasi momento poteva cambiare il risultato. In realtà, insomma, un po' il portiere, ma anche tanta difesa, veramente tanta, io ne ho vista, fanno la differenza. Diciamo che anche Forte ha attaccato tantissimo, è stato bravo anche il nostro portiere. Diciamo una partita fra i due portieri oggi tutte e due bellissima, poi anche un po' di fortuna negli ultimi minuti come si è visto, però diciamo un pareggio che ce lo teniamo buono e andiamo avanti con la testa e settimana prossima ci aspetta una delle partite più difficili, anche se in Coppa Italia abbiamo visto che gli abbiamo dato filo da torcere, che eravamo sopra di 3 gol e poi per errori nostri e poi errori di altri sul 6-3 siamo andati 6-6, però ci dà fiducia per la prossima partita contro diciamo, la favorita per la promozione. Senza ombra di dubbio, e poi insomma, voglio dire, è la prima di campionato, bisogna essere fiduciosi per forza. Sì, quello sempre. Poi però diciamo, partiamo già col piede giusto di vediamo la prossima. Ora non diciamo nulla, non voglio gufarla come diciamo noi a Prato, però vediamo un po'. Per ora siamo fiduciosi, stiamo andando bene, ci alleniamo bene, abbiamo anche un ottimo allenatore che sostituisce Enrico che in questo momento ci sta dando una grande mano sia a livello fisico che tattico, quindi andiamo avanti così e testa alta per la prossima partita.